amici bellini, giù le mana, perché non salta lui probabilmente perché Lookman va al Fenerbahce, così ci stanno dicendo, e aumentano i rumors per quanto riguarda, voi non lo vedete ma lo vedo io, Alisson Santos, e ne dobbiamo parlare. Ovviamente siamo anche in prepartita, quindi parliamo della Fiorentina perché sarebbe importante anche capire chi possiamo mettere in campo. Facciamo una mini analisi, cominciamo. È il momento dell'aragosta, è il momento di pescare dagli acquari, non necessariamente dal cesso dello stadio, perché poi il cesso è lo stadio, io cito semplicemente. E sono uscite anche delle immagini, di brutte immagini di crepe che ci stanno al Maradona. Ovviamente ne dovremmo parlare, ma è fuori tempo la situazione. Magari iscrivetevi al canale, siete nuovi, siete incuriositi da questo Alisson Santos che gioca in questo momento nello Sporting. Lo abbiamo anche incontrato, ci possiamo spostare, affidiamoci a quello che abbiamo a livello di siti che insomma ci possono dare un pochino di dati. La cosa positiva che vediamo subito è questo qua nello schemetto: tanti tiri in porta anche a livello di gol rispetto a quelli che sono i tiri in porta, tanti tocchi, chance create abbastanza, molto meno per quanto riguarda fase difensiva e duelli aerei, perché il ragazzo insomma è 1,77 se fai la conversione, più o meno alcuni siti lo portano 1,67, è leggermente più alto di Lang, ma ovviamente non è un Marcantonio, e stiamo parlando della classica ala sinistra che rientra sul destro e ti può fare una serie di cose. Come vedete però è interessante vedere il valore di mercato, 160.000 euro, 160.000 dollari scusatemi, e non è tantissimo, Cioè, pare che vogliano insomma 3-4 milioni col prestito, mentre un Sulemana rispetto a quello che ha fatto, che poi vedete sarebbe stata una tragedia, ecco perché Sulemana, giocatore velocissimo, giocatore che si sapeva già quando è arrivato all'Atalanta, io ho ascoltato anche le analisi degli atalantini, veloce, molto veloce, c'ha il dribbling e poi non sa cosa farci con la palla, anche una volta saltato l'avversario non sa cosa farci, e infatti vedete pochi tiri, pochi gol. Vince però più duelli aerei perché è un pochino, è più o meno la stessa, forse è più basso, forse è più tosto, allora è questo. Però vedi, valore di mercato 20 milioni già, perché già navigando sulla Serie A, venendo dal Southampton, insomma un po' più di esperienza probabilmente, nonostante l'età sia quella 2002. Ora io direi togliamo Sulemana da mezzo, anche perché nazionale ghanese, sapete che insomma la società non adora questi profili che poi ti possono partire per la Coppa d'Africa, lo chiudi e ti ritrovi a Alisson Santos, che fa paradossalmente molto meglio in Champions che non nella Lega portoghese, perché in Champions è riuscito a mettere 3 gol, un assist, il che fa ben sperare. Il problema che intravedo in questo ragazzo è che purtroppo nella Lega ha giocato pochissimo. Quando noi vediamo questi dati qua, sono dati, e ve lo ricordo sempre, in base agli ultimi 365 giorni aggiustati in media sui 90 minuti, il che significa che non riguardano solamente l'ultima avventura con lo Sporting, è arrivato a giugno 2005, quindi si calcola da gennaio 2005 dove lui era. Come ti fai a babbiare? È bellino. È bellino. All'União de Leira in prestito, si è fatto un po' di prestiti, lui era del Vitoria, si è fatto un prestito al Nautico, un prestito al Figueirense, un prestito all'União de Leira, poi torna al Victoria e non gioca perché in pausa da marzo a giugno, e là se lo prende lo Sporting. Però non ci hanno puntato tantissimo, perché nella Liga, come vedete qua, 170 minuti giocati, il che insomma per me è preoccupante. La speranza è che se viene, si mentalizza subito, diventa subito un titolare inamovibile, visto che Conte ci ha detto ci serve fantasia in quella zona, e allora
Se ti serve quello, per me servirebbe un centrocampista, visto come stiamo inguaiati. Però se tu sposti un giocatore di quel ruolo nella zona Elmas, probabilmente l'idea può essere che Elmas te lo ritrovi a far rifiatare Lobotka e McTominay ogni tanto. Questo, così me la spiego come scelta. Poi dobbiamo spiegarci, dobbiamo chiederci se è meglio lui che arriva nuovo e fresco, che però si deve mettere al passo con i compagni e fare tutto il lavoro di Conte prima di essere un giocatore, un titolare, o se aveva più senso aspettare Lang, insomma, che ritorna dall'infortunio, perché ricordiamocelo, noi facciamo quell'operazione per poter sbloccare quel minimo di liquidità per fare questi prestiti. Non lo so, adesso dicono vai Lang, fai un bel cross per Osimhen contro la Juve in Champions, ma la Champions non ci riguarda più, quindi ce la possiamo guardare dal divano, senza da tifosi neutrali. Non ci interessa più. E insomma, io gli highlights li ho guardati, molti degli highlights riguardano campi con dietro le foreste, gente quasi campi amatoriali, onestamente, quindi la maggior parte delle azioni che vediamo sono dell'epoca in Brasile, troppi pochi minuti in Portogallo per poterlo giudicare. La speranza è che quello che ci hanno visto lo Sporting viene al Napoli e lo fa rivedere, perché loro non ci hanno puntato. Ed è anche, insomma, abbastanza naturale che poi a gennaio non li trovi i giocatori di un certo livello, di una certa caratura, che poi ti cambiano una stagione. Serve che diventi Aragosta, lo prendi e diventa Aragosta improvvisamente. Ovviamente il 160 di valore di mercato, Transfer Market lo aggiusta a 4 milioni, insomma, per referenza Vergara vale 3, 2,5, quello più o meno quello è. Però ad oggi, se chiedete a me, uno che arriva nuovo alla corte di Conte, per me, se vuoi spostare Elmas in basso, avanza Vergara, lo puoi adattare anche a sinistra e magari ti giochi Giovane a destra dall'altra parte sotto Højlund, sempre che tu non voglia addirittura utilizzare Giovane prima punta, se devi far rifiatare Højlund assolutamente. Pigliamo lo scavetto, spostiamo da questa parte e in breve il paragone va fatto con Lang, secondo me, e come vedete, insomma, il valore di mercato, vedi, lo conferma a 4, c'ha 3 anni di meno, però sono pochissimi i tocchi, perché 13 minuti a partita di media, totale minuti giocati 217. Quanti minuti ha fatto Lucca? Di più. Non so nemmeno se ha fatto minuti con Ambrosino. Cioè, è inutile che io mi metta a dire è scarsissimo, non serve a niente. Almeno i giocatori che uno conosce può dire, per esempio Maldini, ve l'ho detto, non serve, non è un giocatore, il giocatore che non serve assolutamente a noi. Non credo che possa essere un giocatore ideale per Conte. Questo qua lo conosciamo poco, perché abbiamo visto qualche highlights. C'è il potenziale come lo aveva Lang, però il potenziale uguale. Però Lang aveva fatto tutto quello che ci aveva fatto vedere, almeno lo aveva già fatto in Europa. Questo il potenziale lo ha fatto vedere in Brasile, e quindi con difese molto più ballerine, e quindi onestamente non lo so quanto ti può venire a spostare. La speranza è che sposti tantissimo e che, rispetto a un Okafor che venne preso alla fine del mercato dell'anno scorso e non ha mai giocato, ti devi calmare assolutamente, perché non c'è bisogno di fare nessuno sfogo. Il Napoli sa il Napoli sa che cosa deve fare sul mercato. Manna non sta assolutamente dormendo e sta facendo le cose ai pazz per sistemare questa squadra, che aveva bisogno di centrocampisti il 1° gennaio, non il 30 gennaio, e siamo arrivati ancora una volta al rotto della cuffia, sperando che vi ricordiate Maximen. Questo qua è un po' meglio probabilmente del Sulemana, che adesso Atalanta, visto che se vendono Lookman si tengono a Sulemana. Passaggi meglio Lang, tutto meglio Lang, difesa come intercetti, come contrasti, come meglio Lang in questo caso. Gli sono riusciti più dribbling, forse sui dribbling, che Lang non li provava più. C'è anche questo da dire. Chissà, se viene Conte gli dice non dribblare, non ti permette, non è possibile, perché Conte ha detto ci serve fantasia, ci serve gente di qualità. Ma quando si parla di qualità non si parla necessariamente solo di dribbling, si parla che tu ti sposti il pallone e metti un pallone fatto bene, di assistenza, di rifinitura. Insomma, voglio avere torto, e rispetto all'anno scorso dove ho detto speriamo magari Okafor fa
proprio l'assist che scudetto hanno vinto stesso e non abbiamo avuto bisogno di dell'apporto del sostituto di Kvara. Che bello, e meno male. Qua però non stiamo primi in classifica a punto eccetera eccetera, siamo molto dietro e dobbiamo lottare per non uscire dai radar, e quindi fatemi avere torto, che questo qua è un giocatore che invece avrà un grande impatto, convincerà subito Conte e giocherà subito titolare, inamovibile, e spaccherà le difese perché fa paura. Confermato prestito, 4 milioni di prestiti. Si stanno muovendo in prestito una serie di giocatori anche a zero, per esempio Lovric, ho sentito, c'è stato lo scambio Som, è andato al Bologna, poi loro si sono presi Fabian, vabbè, quindi magari c'erano degli interessi. Adesso il Torino si prende Marianucci, fuori rosa perché non si sono allenati, lo sappiamo. Marianucci, Ambrosino, si parla del Modena. Nkunku è stato offerto al Napoli, ma Napoli ha altri piani. Forse Nkunku, se volevi fare una scommessa, almeno Nkunku tiene un'esperienza. Se lo fai giocare prima punta, Nkunku forse no, però se lo metti vicino alla punta poteva essere, vabbè, fa niente, visto che il Milan pare che stia lavorando su Mateta, Juve beffata, ce lo diciamo. Però lo stesso Olm, che dovevamo noi inquadrarlo al posto di Juanlu, se nel caso, però Mazzocchi, che è ancora infortunato, ci fanno sapere, ha detto che non vuole muoversi, allora la Juve si inserisce Joao Mario, che non gioca mai, e si prendono Olm, vediamo. E pare che abbiamo piazzato Ngong, l'Espagnol, quindi lo ritiriamo dal prestito col Torino e lo mandiamo in prestito all'Espagnol diritto, quindi ci ritorna tale quale, se non spacca. Mi taggano in questa foto dove lui fa, che stai facendo? La surfata tipo Leao. Se abbiamo preso il nostro Leao, impazzisco di gioia. Ci serve uno come Leao. Vedi bene che questo è il socio di Mbappé, È una permanente tipo di Lorenzo, però somiglia assai a Mbappé. Poi magari esplode. Una curiosità che vi posso dire: il suo agente è lo stesso agente di Rafa Marin, o Rafa Marin, si dovrebbe dire Rafa Marin, e quindi sarà quello. Insomma, ci sono dei rapporti, uno fa una telefonata, dice c'hai qualcuno che possa giocare su quella zona, e di solito funziona così, insomma. Il Nottingham che si doveva prendere a Olivera, ma pare si stanno fiondando su Frattesi. Insomma, vediamo chi gioca domani. Un turno incredibile, perché poi Conte si lamenta del calendario, però era un turno dove si gioca dal venerdì al martedì. Meret, Di Lorenzo, Juan Jesus, buongiorno. Teniamo presente eventualmente Beukema in difesa, che però sappiamo che convince al 100%. Qua portano Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola. Invertirei per favore Spinazzola e Gutierrez, Vergara, Højlund, Elmas, e quindi non cambia niente. Giustamente non portano Giovane, non portano Lukaku in panchina. Mazzocchi pure non ci dovrebbe essere. Olivera e Beukema, e questi siamo. Fiorentina con De Gea, Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens, Fagioli, Solomon. Sembra quasi che sai, poco. Allora, Mandragora, Andur, Gudmundsson, Kean. Ha avuto dei problemi anche piccoli. Kean stava avendo dei fastidi, quindi proveranno forse a recuperare Kean. È una lunga panchina che fa invidia. Fa invidia a chi la panchina non ce l'ha. Confrontiamo con Fantalab, loro portano Buongiorno centrale, non sanno che Buongiorno è meglio braccetto probabilmente perché si inserisce anche di più di Juan Jesus, quindi secondo me non è sbagliata come idea. Loro portano Spinazzola però a destra e portano Olivera, Vergara, Elmas, Højlund. Per la Fiorentina nessuna differenza, secondo me è meglio Vergara. E il problema adesso è questo qua, insomma, i mancini, Giovane, Vergara, tutti mancini, Højlund mancino, Lukaku mancino, e ci manca il destro. Sono infervorato, si è spostato il microfono. Insomma, io spero di aver torto, siamo lenti, siamo stati lenti, qualcuno deve arrivare, non è possibile che ti sei tolto Lang e Lucca per avere solamente Giovane. Almeno Giovane io lo considero un giocatore che almeno ha giocato già in Serie A, quindi non deve avere quell'impatto. Il tempo che Alisson Santos ha l'impatto con la Serie A e
si mette a disposizione di Conte, capisce tutto quello che deve fare, secondo me ne passa un altro mese, fai conto che arriva domani e poi si mette al passo, secondo me facciamo più in fretta a recuperare Politano e a spostare a qualcun altro a destra, ma spero ovviamente di sbagliarmi. Da New York, Valerio Fluido è tutto, lasciate un like perché il like porta fortuna. Come la grande mela che non dorme mai, il frutto delle scelte di una vita che racconta.